Si è svolto oggi nell'auditorium del Polivalente un importante incontro che il nostro istituto ha organizzato in collaborazione con i Lions sul tema molto importante dell'intelligenza artificiale. Su questa tematica la nostra scuola già è stata coinvolta attraverso un progetto che ha presentato in collaborazione con l'Università di Catania proprio su questa tematica. I nostri ragazzi svilupperanno un'app che sperimenteranno proprio sui banchi, sui libri di scuola, per vedere come l'intelligenza artificiale può essere uno strumento operativo per favorire l'apprendimento e potenziare le competenze degli studenti. Importanti sono stati i relatori che oggi hanno esposto questa tematica sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista psicoanalitico e anche dal punto di vista scientifico, come l'evoluzione dell'intelligenza artificiale sia una sfida anche dal punto di vista lavorativo. Già da alcuni anni il nostro istituto, l'Istituto De Nicola, è sempre in prima linea su questo tema dell'intelligenza artificiale, invitando dei relatori che ci aiutino a approfondire questo tema. E i ragazzi sono stati preparati fin da un paio di settimane prima dell'evento attraverso la lettura di articoli e di suggestioni, per poi porre tante domande ai relatori. E questo penso sia anche un metodo importante affinché siano i protagonisti degli eventi e siano loro a far emergere le questioni che l'intelligenza artificiale tante volte invece deve essere, come dire, imboccata o guidata nella trovare delle domande, delle soluzioni. Ecco, questo era il nostro intento, far sì che i nostri ragazzi potessero in qualche modo mettersi quasi in competizione con l'intelligenza artificiale e trovare un modo anche per collaborare insieme.